Con coach Vincenzo Esposito, la vigilia dell'ultima gara di questo anno solare 2018-2019, squadra che va a rendere visita a Brescia, partita chiaramente insidiosa come d'altronde tutte, però si arriva da una vittoria decisamente corroborante dal punto di vista quantomeno della mentalità che hanno mostrato i ragazzi in campo. Ci arriviamo in un discreto stato di salute, ovviamente le vittorie aiutano anche a lavorare meglio con più serenità, anche se sappiamo che comunque nessuna partita del campionato italiano può e deve essere sottovalutata, in casa o fuori casa che sia, quindi sarà anche così con Brescia, una squadra che partecipa a una competizione europea importante, ha partecipato a una competizione europea importante, una squadra costruita con un roster lungo in grado anche di sopperire a delle assenze importanti e come possono essere quelle magari di Vitali e Ceroni in questo momento. Il tuo credo è parlare sempre della squadra e noi te ne diamo atto, anche perché poi a guardare quelli che sono amanti delle statistiche, per esempio nell'ultima gara 8 tuoi giocatori sono andati in doppia cifra, quindi pochi punti di riferimento e grande lavoro di equipe. Io credo alla fine, soprattutto nella pallacanestro moderna, avere il singolo in grado di dominare il campionato, di vincere le partite da solo, ormai si fa fatica, non esiste più, non esiste quasi più, nessuno costruisce le squadre in questo modo, le superpotenze, diciamo così, una squadra come Milano ha una stella come James, però è supportata da un cast di giocatori importantissimi comunque. Per cui la nostra partita con Pesaro dimostra che siamo una squadra che comunque abbiamo dominato a rimbalzo ma non con un solo giocatore, abbiamo dominato statisticamente agli assist non con un solo giocatore, quindi alla fine l'apporto di squadra deve essere fondamentale perché per poter sperare di fare bene o vincere magari su un campo a Brescia non puoi sperare insomma, nella prestazione mostro di un solo giocatore, ma deve essere disputata una gara solida con tutti i giocatori. Ultimissima domanda, visto che siamo a fine anno, qual è un cruccio e invece un qualcosa che ti fa ben sperare per quello che è stato fatto, cioè se c'è qualcosa che non rifaresti o... Ma a me dispiace quando magari si prende qualche giocatore oppure un giocatore della tua squadra per un periodo non riesce a rendere, perché il sogno come allenatore sarebbe quello di vedere tutti e 10 essere felici, tutti e 10 giocare bene, quindi sai alla fine rimane un po' male quando un giocatore come Pettaway non è riuscito a dimostrare il suo reale valore. Però dopo alla fine, ripeto, la concentrazione deve essere sul resto della squadra, il risultato di squadra, quindi andiamo avanti così, dispiace magari per il singolo che non ha reso, non sta rendendo, però la cosa più importante alla fine è il risultato di squadra.